Buonasera. Buonasera. Sì, ho fatto il glicine, l'ultimo. Il glicine che è un fiore che piace tanto, poi quello è l'opera un po' più artistica, quella con gli occhi, così. Com'è, siete caldi? No, io qui. Oh, com'è? Cosa fate? Sicuro, no, fanno. Pillini di ferraluva. Faccio lo sotto, faccio un euro un grappolo, 2 euro, 2 grappoli. Sì, ma vive un euro. Molto bravo, infatti noi siamo una gallina di Vuoi dire qualcosa? Mi sembra proprio un bel rione questo. Sì, bello, eh? Uno dei pochi rimasti. Guarda che bella curata. Dove sei sta quest'anno? Che sono a conforto. I giorni con un gesto e Dio mi sento persa. Ma è l'ultimo disco. Come sposa? Che bellissima sei. Sei grande. Per ridere, fai la faccia seria. Vai via. Mi piace. Mi piace. Ci siamo? Tutti a mangiare, offrono gli sposi. Nonno.
Pieno posto di vista. Vedi la cosa. Viva gli sposi! Scusate. Mettila sopra e sotto, bello. Io metto... Come mai vanno scaldati ma per la morbidità? Sì, per la morbidità, diventano riflessivi. Qua non ho usato nessuno. Questo coltello? Come si chiama questo? Coltello aperto. Aperto. Sì. Un corpo fine come vuole lui. Più sottile possibile. Sì, in modo che poi sia preciso che il coltello può incrociare. Invece proprio la fase Io non so quanti ce n'è che fanno questo mestiere qua, eh? Poi quando c'è i nipoti a insegnarci a fare qualcosa, eh? no, perché effettivamente Apriamo una scuola a Vezzano, certo, eh? Oh, ecco. Il quadrato che vuole, cosa fa? Tira su. gira di solito. Sì, 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 sì. Gira su. Gira. Logicamente qua poi quando è... Diventa questa là. Grazie. Vedete come? Vedete che fondale è questa? Dai, siamo come
lì dal museo di Villafranca. Adesso si prende e di un progetto che è stato fatto pro loco, scuola e soprattutto l'Eclet che ha finanziato. Perché abbiamo scelto l'ospedale ospitale? Perché naturalmente un tempo dava ospitalità, in un momento sino verso il 1500 al 1600, dopodiché non si è saputo più niente dell'ospitale e nel 1800 c'è stato il dottor Colombo, il quale curava i pellegrini con le erbe officinali. E da qui che è partito questo progetto che fa parte anche della nostra storia, queste erbe che sono utilizzate non solamente in cucina, ma i nostri nonni lo facevano anche proprio dal punto di vista di salute. I ragazzi hanno lavorato, qui c'è la professoressa Perdeghini che ha partecipato al progetto. E se vuoi dire qualcosa. Sì, le attività del progetto sono state preparare degli erbari, quindi uscire sul territorio, raccogliere le piante spontanee di Bezzano. Abbiamo ampliato un po' la raccolta, abbiamo scelto sia le erbe officinali che le erbe comunque altre spontanee del territorio e preparare questi erbari, quindi pressarle con fogli di carta, seccarle, poi fissarle su dei cartoncini dopo aver fatto l'identificazione scientifica, e quindi sono stati apposti questi cartoncini sulle varie piante per conoscere il nome scientifico e anche il nome comune. Qui ne vedete alcune esposte, ce ne sono altre appese nei quadri e là in quelle cartelline anche sono state divise per famiglie, quindi un lavoro ancora più sistematico. E me ti portevo dei petti di monaca. Vabbè, ma che io bisogna mettere tanta pagina per farla durare. Oltre che mettere te. La pagina gloni, no? Mira qui, la ciuca antica, questa qui, la fai borboggione, la fai le torte, cioè ti fai buva, lo fa ben scara, poi ti fai buva, qui c'è semenza per l'altro anno, e poi quando si fa l'intotera, si fa così dentro la bagnola, si tira su qui, e poi si beve un po', sei contenta, ti portare i coi, che vedi, che ti portare le braccia, che c'è contenta, ti portare i cavezzi. Liga copà, con sti cavezzi, cioè un po' di cosa non fanno? Ma te volevi tutto, che notte viene da ligare, no? mica vista mia figlia che aveva sempre qui in paese. Me l'ho vista ma non ti dico niente. Ne manco, Ma no, ma lei si deve di più. Non me lo fa la spia, E allora, tu lo sapere o tu lo sapere? Siamo spiona. Me allora non ti dico niente. Ma te sei vista? Me l'ho vista. Che fettone. A voi dicono petti di Monica. Oh, l'anlè. Perché dice a tuo si mette sta l'agnello. Con la femmina. Sì. E quando ti sei L'altro anno. All'invece ormai è dura. La che è la festa, Nico. Vai Giulia, vai! Mira non so. Tanto mira, tente ste petti di Monica, te ne indi tanti così te la Ciò, tuo figlio invece di andare a staccare ruba, tutti gli anni sta con me. Giovanni, te se. Sta con me. Poi stasera quando ti vai a casa fai i conti, no? Ma mira lì. Tutti gli anni. Te e che sta altro chi? Compare. Mira il Fagiano come sta super come è bello. Mira là. Ha fatto di figlia! Mira lì. Adesso ti sistema me, vai! Non aver paura che ti sta con me! Ma mi lanzona! Catti buona a venire via dal capo! Ma ti fare qua a
Ammazza no, povera, mi mangiano del morinello. Usalo il cavezzo, non startene lì. Ma poi Manco lo sentivano no. Poi ti danno, tu vedrai quando ti vieni a casa. Mira. Questo sistema me, vergognosa, vergognosa. Va bene, andiamo su. Andiamo su e a mangiare. Lascia qui la panera che l'ha presa. Andiamo. Fanti, si vedranno. Appuntamenti no, Vieni duro! È da un'ora e mezzo che sono così. Sì, ma dovete farla? Per raggiungere. Sul nostro Andiamo giù. Abbiamo fatto 2 passi, c'è già continuato. Guarda che c'è Cresci! Ma che colori, non infranciare il capo! Amore, attento, lascia passare, Ciao amore! Ciao Tatina! Ciao! Non me lo dai un bacino? Ciao!
Dan la pubblicità, Clemei, va. La vota ti fa fatica a stare con gli altri? Come chiuso in te una bolla? Per stringere, te sei sordo come un zucco e te capisci un belin? Apparecchi acustici amministrazione e ti danno da intendere che lo chivono. Prova gratuita per 5 anni. Non ti capisci un tubo? Ciama! Idraulica Angeloni, e ne capisci un tubo manco lui, ma almeno sei doi. Porvra Proloco, l'ha fatto sparire il rion, figuranze una maccia de vin da una tovagia. Flatulenza? Panza gonfia? Granfia l'intestino? Veni a stare a Montesello, d'inverno, la gada scorzaro dal freddo. Per cavarti al gromo d'dosso, usa un savon Tasi, e te lascia pulito come man. Ma, carche vota, ha una fastidiosa smagragna. Intima! La vota la succede anche a me. Prova Pipasil e poi smettila di andare a pissare in l'ortiga. Rimasti in 3, 3 somari e 3 briganti sulla strada da San Giorgio fin da Cori. Ai 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 ai. Venchin, danse la man e insieme fan sì che sta festa la torni più bella di prima, perché tutti noi da San Giorgio fin da Cozzi a Manvezzan. Dai, ci vuole 8 minuti, quanto manca? È lui, c'ha 49 di Ocampo a pestare. Ma 42. Per la pressione a pestare che ciao.
Di sfida dei rioni viene premiata la dizione dialettale, la scena, la spiritosaggine e il contenuto dell'esibizione presentata. Dal rione Piazza. Rione Piazza. Allora, motivazione. Abbiamo dato il massimo punteggio al Rione Borgo perché è riuscito a ricreare il posto come veramente doveva essere stato in passato. I panni stesi, dalle lenzuola ai pantaloni di lana, gli abitanti che parlavano in dialetto e di argomenti dell'epoca. Abbiamo apprezzato gli utensili originali e caratteristiche. Secondo, il Rione Piazza. Terzo, secondo Rione Piazza, scusate. Primo posto, Rione Borgo. Premi al presidente della Proloco, Nadia Fervighini. Capisco che sta gente che ne vuole più far niente, per 2 pugni e un battibecco già han scoverciato tutto il tetto. Ne capisco cos'è stato di comprare per lo strazio, c'era l'alcol te le vene, in ogni caso riguardevi. Non lo dico al San Michele, ma alla gente del paese, nella festa non la guerra, che la se vinca o che la se perda. Ma lo dico ad alta voce che me possa mettere in cruza, avete rotto il cazzo con sta storia dello strazzo.